Si avvicina la festa dei morti, come vi state preparando a questa ricorrenza? A visitare i morti, portarci i fiori e guardare naturalmente altri, diciamo, conoscenti per portarci anche un fiorellino. È un giorno triste per lei oppure sono giorni per ricordare, felici? È sempre triste naturalmente partecipare a visitare i propri cari, per me qua non è una giornata, è festa per i bambini, se c'è ancora la tradizione del regalo dei morti, siccome ormai finisce la tradizione, la maggior parte. Lei organizzerà qualcosa per i nipoti magari? No, per il giorno 25 di dicembre, perché guarda, Babbo Natale, ormai naturalmente la tradizione è finita. Poi mi sto preparando, sempre la stessa cosa. Viene spesso al cimitero, solamente in occasione? No, spesso. Io ogni settimana vengo, c'è mio marito, quindi purtroppo è questo. Per quanto riguarda le tradizioni su questa festa, ancora voi le portate avanti? Spero di sì, non lo so. Io I dolci, regali ai bambini? bambini, figli di 50 anni, chi è io? No, assolutamente. Come vive questa ricorrenza? Che tradizioni avete voi in famiglia per la festa dei morti? È un po' triste perché si ricordano che non c'è morte qua. Per quanto riguarda invece i dolci o i regali ai bambini? No, questa ormai è passata già. No, a Natale come regali, feste proprie. Adesso, si commemora, si fanno le preghiere, le cose per i nostri cari, amici, conoscenti e parenti. Si fa visita chi non ci sono più, solo per questo motivo. Anzi, si va bene con spesso, no? Si viene solo per i morti. Per quanto riguarda le tradizioni invece? Ma c'è ancora la usa ancora la tradizione, che ci fa i regali, le cose, ma ce n'è alcune che non la usano più la tradizione, ce n'è tante che non la usano più. Bene, bisogna che c'è la salute e poi si vedrà. Per quanto riguarda invece i dolci e tutte queste cose? I dolci non ne posso mangiare, perciò. Come tutti gli anni del resto. Si viene qua anche se si sa che può passare del tempo e ormai diventa una cosa simbolica, tanto per fare omaggio a tutti i defunti. Sulle usanze invece per i morti, ad esempio i dolci o i regali ai bambini? No, non più. Non si usa più. È Natale.